Va ora in onda la rassegna stampa. I film sono sogni che non dimenticherai mai. Che genere di film faremo? Movie Time, la magia del cinema. Ogni sabato dalle ore 16. Qual è stata la tua parte preferita? Radio Libertà, la tua radio. È impossibile. Solo se pensi che lo sia. Non è meraviglioso? Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio.
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è la rassegna stampa, io sono Antonino Danna, questa è l'edizione di oggi, lunedì 9 di giugno dell'anno del Signore 2025, cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online che naturalmente potete consultare con i liberamente del nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti, potete seguire gli Autodafè, potete seguire la rassegna stampa di Semivarin che sto sostituendo temporaneamente io e molta altra bella robina ancora. Insomma, di che cosa si parla questa mattina? Questa mattina si parla di molte cose e in particolare gli argomenti che noi stiamo affrontando sono il referendum con i trucchi che sono stati fatti anche per inseguire gli elettori nei seggi elettorali, la questione Spalletti, la questione Sinner, Greta che questa notte all'alba è stata fermata davanti alle coste di Gaza, e poi ancora il Papa che parla di femminicidio, lo strano caso di Villa Pamphili a Roma, Trump che ha mandato l'esercito a Los Angeles, come aveva fatto peraltro Clinton già negli anni 90, il professor Ricolfi che torna a parlare dell'Italia, un paese sempre più simile a un'oligarchia, e molto altro ancora. Orbene, allora, già che ci siamo, noi partiamo quindi con le agenzie e segnatamente voglio salutare il nostro Francesco che mi permette di essere in onda qui con voi, però Francesco, io ho bisogno di fare un settaggio, quindi per favore manda un attimo una canzone che io sistemo una cosa e così possiamo vedere tutti quanti in diretta i giornali, quindi manda un jingle al volo e partiamo. Sempre più liberi con la tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità.
Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Ho messo la Polo nuova ed un paio di Air Max. Con il tempo accade tutto, pensa come assurdo ci stavo pensando. Pago il caffè del mio amico, gli dico che qui va tutto per il meglio se non lo programmo. Mi chiamano quindi io rispondo io. La musica nuova se la voglio neo. Pure se va male sorridiamo io. Siccome assurdo ci stavo pensando. Cercando la felicità. Cercando la felicità. Ho cercato la felicità come la ricetta del Krabby Patty. L'ho trovata con te, ehi, dai lo sai che siamo entrambi matti. Come quei film di Will Smith o come il wifi. Dei vicini che lo rubano ai vicini, che lo rubano ai vicini e così via per tutti quanti. È tutto ok finché tu sei felice. È tutto ok se il mondo poi finisce. Io non ho piani almeno fino a domani, no. Io non ho piani almeno fino a domani, È tutto ok finché tu sei felice. È tutto ok se il mondo poi finisce. Io non ho piani almeno fino a domani, no. Io non ho piani almeno fino a domani, Sognavo che mi sarei preso tutta la città. Come cartelloni della pubblicità, sì, io ci stavo pensando. Voglio solo stare bene per avere addosso i vestiti che prima guardavo soltanto. Sono andato avanti e indietro e sono ritornato. Soffro un po' col fuso orario e sono rintronato. I viaggi puoi farteli anche con la testa ed il peso del tuo bagaglio lì non l'hanno controllato mai. È tutto ok. È tutto ok. Oh, finalmente funziona tutto. Allora, rieccoci qua, possiamo riprendere quindi la nostra rassegna stampa. Scusate, un piccolo inconveniente tecnico mentre ci preparavamo. Vi ricordo come sempre le nostre coordinate: 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 0292947222 per il telefono quando lo dirò io. Oggi tra l'altro c'è con noi l'onorevole Riccardo Molinari alle 9:05. Allora, vi faccio vedere rapidamente, così chiudiamo l'argomento, diciamo così, in tempi rapidi, la questione della flottiglia di Gaza, il tentativo che Greta ha fatto con questa barca a vela di forzare il blocco navale al largo della striscia di Gaza. Bene, stanotte alle 4:36 la marina israeliana ha abbordato lo yacht che è stato definito selfie yacht, lo yacht di gente che andava a farsi i selfie, e in particolare questi 12 personaggi, questi 12 componenti dell'equipaggio sono stati dirottati insieme con il loro yacht nel porto di Ashdod in Israele, non hanno potuto raggiungere dunque Gaza. E oltre a questo, già che ci sono, il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, ha dichiarato di aver dato istruzione alle forze armate israeliane di mostrare agli attivisti un video del massacro del 7 ottobre al loro arrivo in Israele. Soprattutto ha accusato Greta Thunberg con un post su X e altri attivisti a bordo di questa barca, il Medlin, di essere a favore di Hamas, di appoggiarlo, aggiungendo che è appropriato per loro poter vedere le atrocità che Hamas ha commesso contro le donne, gli anziani, i bambini, contro colui e contro coloro che Israele sta combattendo per difendersi. Katz ha anche aggiunto appunto che Greta e soci sono stati portati nella città portuale di Ashdod. È appena il caso di ricordare che il 7 ottobre 2023 Hamas ha fatto irruzione nella parte meridionale di Israele, 1200 morti, oltre 250 ostaggi. Il Ministero della Difesa guidato da Hamas dice che i morti invece a Gaza sarebbero 50.000. Greta Thunberg, già che c'era, ha postato un
videomessaggio dicendo che sostanzialmente sono stati intercettati e sequestrati in acque internazionali da forze che appoggiano Israele. Invito i miei compagni, i miei amici, la mia famiglia a fare pressione sul governo svedese perché io sia rilasciata insieme a tutti gli altri componenti dell'equipaggio il più presto possibile. Il ministro degli esteri di Israele ha detto con un post su X che gli attivisti erano illesi e che venivano portati in maniera tranquilla e sicura verso Israele, per cui sostanzialmente la questione si è risolta in un nulla di fatto. Questo è il tentativo che ha fatto Greta Thunberg, che aveva evidentemente bisogno di far vedere che ancora c'è in giro dopo i suoi venerdì con gli scioperi per il clima. Il pezzo iniziale, a proposito, che avete ascoltato nel corso della trasmissione, era Janis Joplin, Move Over del 1970. Va bene, andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani, anzi diamo un'occhiatina anche all'ANSA, già che ci siamo. Per il momento referendum, urne riaperte in tutta Italia fino alle 15. Vi ricordo che ci sono anche i ballottaggi, soprattutto nel Mirino, Matera e Taranto. Il quorum è lontano, l'affluenza alle 23 di ieri intorno al 22%, Meloni al seggio ieri sera, Mattarella a Palermo, 5 i quesiti sul lavoro e cittadinanza. Secondo giorno di voto anche per i ballottaggi comunali, affluenza per i 13 comuni in ballo al 35,9%. Tennis, Alcaraz vince a Roland Garros, Sinner battuto al quinto set, Los Angeles, rivolte pro-migranti, Trump manda i soldati, proiettili di gomma sui manifestanti, salta la panchina azzurra, Spalletti esonerato, io tradito, commosso il CT, lascia la sala stampa scuotendo la testa. Veramente una brutta pagina, se mi posso permettere, perché c'è modo e modo di essere giubilati, diciamo così, ma il modo in cui a Spalletti è stato dato il ben servito qualifica lui come un uomo, e chi l'ha cacciato, diciamo che dovrebbe passarsi una manina davanti alla coscienza. Voi che ne pensate? 340-670-9659 per i vostri interventi. Orbene, andiamo a vedere adesso il Corriere della Sera. Mitico Corrierone, affluenza 22,7%, si può votare anche oggi dalle 7 alle 15, in pochi alle urne per il referendum, quorum lontano, la Premier Meloni al seggio, non ritira le schede. Fotonotizie a centropagina, lo vedete, nazionale, l'addio commosso, sarei rimasto, Spalletti esonerato, ora Ranieri o Pioli. Fotonotizia subito dopo, Roland Garros, una battaglia di 5 ore e mezza, Alcaraz batte Sinner in una finale epica. Di spalla abbiamo Villa Pamphili a Roma, la bambina con un segno di un colpo alla nuca, morte al parco, si cerca un uomo, le vittime erano madre e figlia. E poi parla il Nobel per la pace Orlov, scambio di prigionieri, la Russia ha barato. Un'intervista a Gad Lerner a proposito della manifestazione del 7 di giugno scorso, io sionista, c'è chi parla a sproposito di genocidio. Andiamo avanti, il Fatto Quotidiano, eccolo qui. Il Fatto Quotidiano apre con la NATO, Rutte ci chiede 70 miliardi in più in armi, spacca destra e PD, mister NATO batte cassa, giovedì andrà da Meloni per il 5% di PIL alla difesa. Abbiamo poi il Fatto Economico, gioco d'azzardo, Google censura, inchieste e verità, e poi in alto Genova, pericolo impunità per le mancate manutenzioni. Rischia la prescrizione il secondo processo sul crollo del Morandi, il giallo di Roma, donna e bimba morta a Villa Pamphili, caccia un uomo di 30 anni. Il Giornale, eccolo qui il Giornale, pochi italiani al voto, vedete che l'apertura anche qui è sul referendum verso il flop, affluenza bassa, quorum lontano, la sinistra in crisi di nervi, prima viola il silenzio elettorale, poi vede complotti alle urne. Ribaltone in nazionale a Roland Garros, esonero e presunti traditori, il melodramma di Spalletti, eccolo qua, contrito Spalletti che esce e lascia la sala dove ha tenuto la sua conferenza in questo modo. Sinner, blackout sul più bello, Alcaraz rimonta nella storia.
Cambiano poi le regole e le compagnie festeggiano, meno rimborsi e più difficili, Eurobeffa per i ritardi aerei. Il Tempo, flopperendum. Il Tempo sempre geniale. Flopperendum alle 23, affluenza poco oltre il 20%, crollo rispetto al 2011, si allontana il miraggio quorum. La sinistra si prepara a dire di aver vinto. Quanto ci costano le primarie del Campo Largo? Bufere su Bersani, propaganda nella piazza di Gaza. Il PD viola il silenzio elettorale. Abbiamo poi di spalla la consueta inchiesta della collega Giulia Sorrentino, Islam Italy, la legge della Sharia nell'Emilia Rossa, la Lega silenzio a sinistra, indecente e complice. E poi c'è una sorpresa, vi dico la verità, difatti l'avremo presto ospite da noi, al di là della bella rubrica che tiene sulla scuola ogni giovedì a Zoom. Mobbing a scuola, questa riforma funziona, la preside Pro Valditara finisce nel mirino dei sindacati. Bene, la preside Pro Valditara altri non è che Anna Maria De Luca, la nostra preside pittrice, che ogni giovedì è in onda a Zoom e ci racconta la vita nella scuola. Difatti io ho parlato con lei poco prima della rassegna stampa e la avremo presto come nostra gradita ospite e ci racconterà un pochettino come vanno le cose, come sono andate le cose. Io qualcosa già la so, ma preferisco che parli lei. Il dramma di Villa Pamphili, giallo sui due corpi, forse erano di mamma e figlia, caccia al killer, la messa di Pentecoste, Papa Leone, il dolore per il femminicidio, violenza per volontà di dominare, il tempo della difesa, la bomba fentanyl, questa droga orrenda, quella guerra ibrida dalla Cina all'Occidente. E poi abbiamo visto da dentro, i detenuti del carcere di Rebibbia nuovo complesso, raccontano i fatti d'attualità, il tempo di il momento più divertente della rassegna stampa, Spalletti, la Moldavia, poi l'addio, cronaca di un naufragio annunciato, ecco qua Gravina, presidente della FIGC, che si tocca il mento e pensa, mi sa che per partecipare ai mondiali ci tocca aspettare organizzarli. Date una medaglia a quest'uomo, ma quanta amarezza. La Repubblica apre con queste due fotonotizie. Nazionale nel caos, esonerato Spalletti, finale epica, Alcaraz piega Sinner. E poi abbiamo referendum, vota il 22% nel primo giorno di consultazione, affluenza più alta nelle città, astensione record su de isole, quorum lontanissimo, polemiche del comitato promotore, oggi i seggi ancora aperti fino alle 15. L'esercito a Los Angeles contro i migranti in rivolta e poi ancora madre e figlia morte nel parco, l'indagine per omicidio. La stampa invece apre con Los Angeles, immigrati, Trump usa l'esercito. Dopo 2 giorni in rivolta a Los Angeles, il presidente invia 2000 soldati alla Guardia Nazionale, la protesta è iniziata in un ristorante italiano. La Casa Bianca contro il governatore della California, non c'è più sicurezza. Errani e Paolini trionfano nel doppio, Sinner cede ancora ad Alcaraz dopo la finale più lunga, Parigi, dolce amara. E infine il titolo cita il libro di Giovanni Arpino del 1977, Azzurro Tenebra, esonerato Spalletti con la Moldova, ultima partita del CT in panchina, fatale la sconfitta in Norvegia. La Verità, flop alle urne per Schlein & Company, l'Italia snobba il referendum rosso, i dati sull'affluenza alle 23, circa il 20%, sono più bassi del 2011, lontani anni luce dalla possibilità di raggiungere il quorum. Landini proverà a spacciarli per un successo, mentre blocca i salari degli statali e da 15 anni non firma il contratto degli ex Fiat. La preside di un liceo, cioè la nostra Anna Maria De Luca, denuncia mobbizzata dalla CGIL perché simpatizzo per Valditara. Poi abbiamo una fotonotizia a centropagina, finale epica, Sinner lotta 5 ore, poi cede Parigi ad Alcaraz, di spalla le interviste del lunedì, un imperiale, sontuoso professor Ricolfi, democrazia limitata da toghe, stranieri e colle. Ancora a Bologna, Fabio Mendolare implacabile, a Bologna danno gli appalti alla ditta. Ecco, questo era un assolo di diesel. A Bologna danno appalti alla ditta collegata a un indagato per mafia. L'Epore celebra il cantiere che conduce a un'azienda a rischio infiltrazioni criminali.
Infine, per salvare se stesso, Gravina caccia Spalletti. Piace Ranieri come prossimo CT, ma è legata alla Roma. L'alternativa è Pioli. Chiudiamo infine con Libero, eccolo qui. Tac. Elettori in fuga dalle urne, non li hanno visti votare. Affluenza bassissima nella prima giornata ai seggi per i 5 referendum. La sinistra spera nel miracolo, prepara le scuse tra accuse di telegiornali e a chi ha scelto l'astensione. Particolare questo pezzo qui che vedete in questo box di spalla, i tweet e le comiche non votanti inseguiti in spiaggia, l'opposizione le prova tutte, poi vedremo cosa c'è. Anche qua 2 fotonotizie, Sinner rincazzato che lancia la racchetta, Roland Garros, Alcaraz ribalta la finale, a un punto dal trionfo svanisce il sogno di Sinner, e poi abbiamo disastro nazionale, esonerato il CT, rivoluzione azzurra a metà, Spalletti salta, Gravina no. È razzista ed elitista, la guida Michelin e la rivolta nera, incredibile, la guida Michelin è razzista. E poi Israele ordina il fermo, Greta ora veleggia verso l'arresto, ma come sapete stanotte alle 4:30, anzi all'alba alle 4:30 del mattino, le cose si sono risolte con l'intervento della Marina di Israele. E allora, adesso nel frattempo vi ricordo 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp. Andiamo a vedere quindi che cosa è successo con i referendum. Io voglio rinnovare il mio saluto e il mio buon lavoro al nostro Francesco, perché è un uomo di una grande pazienza e lo ringrazio molto. Allora, andiamo a vedere adesso referendum, qui siamo sul Corriere della Sera, pagina 2, referendum affluenza bassa, il primo giorno vota il 22,7%, quorum in salita per i 5 quesiti sul lavoro e cittadinanza, oggi seggi aperti fino alle 15. Già a fine mattinata la prima rivelazione sulla partecipazione alle urne, per il fronte referendario era arrivata la prima doccia fredda. Alle 12 aveva infatti votato appena il 7,4%, dato nettamente inferiore rispetto all'11,6% del 2011. A nulla quindi sono serviti vari appelli rilanciati soprattutto attraverso le piattaforme social per andare a votare prima delle 11, cercando di far scattare una sorta di effetto trascinamento. Con il passare delle ore il trend non ha mostrato inversioni. Alle 19 l'affluenza era ferma al 16,2%, poco più della metà rispetto al registrato nel 2011, fino al dato della chiusura. Non tutto però è perduto per il centro-sinistra. Se il quorum alla fine non sarà raggiunto, come ormai probabile e come del resto previsto da molti analisti nei giorni scorsi, per il PD di Elly Schlein e la CGIL di Maurizio Landini c'è un altro obiettivo che permetterebbe di gridare comunque alla vittoria, seppur parziale, cioè il raggiungimento di quota 12,3 milioni di sì per uguagliare il numero di voti presi dallo schieramento di Giorgia Meloni alle ultime politiche. Un risultato che pur nel fallimento del referendum avrebbe comunque una valenza politica forte e potrebbe essere utilizzato dal centro-sinistra per rilanciare la sfida alla Premier e al suo schieramento, che ha fatto fronte comune contro i referendum, o disertando le urne o votando no. La prima giornata di consultazione referendaria è comunque filata via abbastanza tranquilla. Qua e là in giro per il paese ci sono stati piccoli problemi. Un seggio inaccessibile a anziani e disabili a Roma, denunciato da Rachele Mussolini, consigliera capitolina di Forza Italia. Una presunta violazione del manuale operativo per il voto, denunciata dal PD a Taranto, dove i presidenti avrebbero chiesto agli elettori se volevano anche le schede del referendum, oltre a quelle per le amministrative, e poi le solite polemiche su dichiarazioni di voto a urne aperte. Adesso andiamo. C'è un retroscena, tra l'altro, così poi passiamo ai ballottaggi. C'è questo retroscena, la giornata della collega Maria Teresa Meli, sempre sul Corriere, il tormento dei promotori. Che ora era? 7,59. Il tormento dei promotori, ora Schlein punta a un esito tra 30 e 35% per contenere i danni. Riformisti sul piede di guerra, PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, da soli non bastano. La strategia del Nazareno, quella preventiva ufficializzata da Francesco Boccia, sopra i 12.300.000 voti, ossia il numero di consensi ottenuto dal centrodestra nelle elezioni che hanno portato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, il referendum è un avviso distratto al governo.
praticamente un risultato che era stato ottenuto ancora prima di andare alle urne, perché dal 97 gli elettori, nei referendum in cui non si è raggiunto il quorum, sono andati sotto la soglia dei 12 milioni solo una volta, nel 22, per i quesiti alla giustizia. Nel 2003, per esempio, quando si votò per il referendum sull'articolo 18 promosso da Rifondazione Comunista, la partecipazione fu bassissima, 24,5%, i votanti furono 12.700.000. Stessa partecipazione, stessa percentuale di votanti 2 anni dopo, nel 5, quando vennero indetti i referendum sulla procreazione assistita. Strategia numero 2, dal 35% di votanti in su è un successo, solo attorno al 25% è un flop. E in mezzo al Nazareno sostenevano in questi giorni che attestarsi al 30 non era del tutto male e si prevede di arrivare infatti al 32%. Pausa e ci sentiamo Fabri Fibra, che gusto c'è 2025, a saperla tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. È un'ossessione, signori, signore, rap italiano, pizza, Briatore, crazy, ci penso ormai da mesi, quasi scoppio, che non fatturo da troppo, è il caso di fare un colpo, prima che mi venga un colpo, tutti all'ascolto, questi rapper me li mangio, con il disco rilancio, magari faccio un bilancio, tu invece falsi in bilancio, questo lavoro, frate scivolo, sì come il volo, ma tanto da solo, bracciali d'oro, parti col coro, vai. Voglio fare contanti, un profilo importante, vogliamo tutti un po' le stesse cose, tu vai a stare in mutande, chiudo le serrande, ma poi mi chiede che gusto c'è, se tutti stanno sempre meglio di te, da Porto Cervo fino a San Tropez, ma che bellezza, guarda il cielo si illumina, magari esplode, che gusto c'è. Italia, cannelloni, panettoni, che poi da quando è morto Berlusconi tutti quanti ci sentiamo migliori, che ci sbattiamo in faccia i suoi milioni, vogliamo tutti una vita di lusso, conoscerne il gusto, fred buon gusto, tasso fisso, mutui, rate, è la vita che ci prende a fucilate. Brr. Carica e spara, gente che spera, chi sente sfera, gente che sfila, chi fa la fila, senza una lira, lo diceva anche Bukowski, a lavorare soffri, post office, con i ricchi fuori che si fanno i gossip, con i soldi nostri. Che gusto c'è, se tutti stanno sempre meglio di te, da Porto Cervo fino a San Tropez, ma che bellezza, guarda il cielo si illumina, magari esplode, che gusto c'è. Fai il grande fratello, sì però mica sfondi, no? Tipo fai un successo che dura 2 secondi, io sto dietro ai conti, mica ai siti di incontri, qui sono tutti cantanti, tu per chi mi scambi, quanti cuori, finti amori, sui giornali, tutti uguali, sentimenti rovagnati, sotto vuoto, affettati, gli italiani ci credono, ai sogni che si avverano, agli sposi, ai famosi, poi da soli si chiedono, che gusto c'è, se tutti stanno sempre meglio di te, da Porto Cervo fino a San Tropez, ma che bellezza, guarda il cielo si illumina, magari esplode, che gusto c'è. Siamo tutti cantanti, ma non ci sono canzoni, siamo tutti importanti, dove che sono i coglioni, non ti fidare dei giornali che l'Italia è bellissima, guarda che male, che male, che male, che gusto c'è. E rieccoci qua alle 8, 4 minuti e 5 secondi. Che gusto c'è se in fondo c'è chi sta meglio di me? E questo è atteggiamento un po' da italiano medio, ma Fabri Fibra è un genio, c'è poco da fare. Fabri Fibra è uno di quelli che fustiga da sempre la società italiana e le sue banalità, le sue stupidità. Andiamo a vedere adesso, continuiamo e chiudiamo la pagina sul referendum. Voglio chiudere questa parte, visto e considerato che l'affluenza è molto bassa e chiaramente
ci si aspetta un flop. Voglio chiudere con stalking sotto l'ombrellone, italiani inseguiti in spiaggia, i compagni le provano tutte, Borrelli, AVS, pietisce voti sulla battigia, Ilaria Salis si presenta ai seggi in canotta, Giannini evoca il film della Cortellesi. Una giornata tragicomica, signore e signori. Allora, tiriamo giù questa pagina perché la dobbiamo proprio vedere, la dobbiamo proprio apprezzare al meglio, momentino che arriva subito, anche perché diciamo che è successo davvero di tutto in questa giornata referendaria. State un po' a sentire che cosa è accaduto. La Salis, intesa come Ilaria, non il neo sindaco di Genova, scambia la cabina elettorale per quella balneare, si presenta al seggio in canotte e pantaloncini corti. Questo lo scrive il collega Gonzato su Libero. E mancano le ciabatte, però la foto in cui si fa immortalare le taglia ai piedi, dunque non possiamo escludere l'ulteriore tocco di classe. L'eurodeputata esprime il diritto all'eleganza reclamato da Suma Oro per la consorte. A mezzogiorno l'ultimo prodigio della Bonelli e Fratoianni, l'altro è Sofia Oro, twitta: quorum difficile, lo sapevamo, ma non impossibile, andate a votare, convincete altre persone a farlo. La prende in parola il collega di AVS Francesco Emilio Borrelli, parlamentare campano, il quale si fionda al lido Mappatella di Napoli all'altezza di Rotonda Diaz e con un cartello in mano inizia a stalkerizzare i bagnanti. Sul cartello giallo c'è scritto vai a votare. Il Borrelli, il quale spesso rischia la ghirba per le denunce contro i parcheggiatori abusivi, va detto che è ben più elegante della compagnia Ilaria, giacca chiara, polo blu. I malcapitati, nonostante l'abbigliamento, vorrebbero buttarlo in acqua. Bisogna esprimere il proprio diritto e anche il proprio dovere, dice a favore di smartphone, chinandosi di bagnante in bagnante. Bisogna decidere le cose importanti dell'Italia, come quelle del referendum. Una signora dietro di lui sorregge un altro cartello, prima il mare, dopo il voto. È andata che dopo il mare la gente si è data allo spago e poi è andata a letto, e dire che il Borrelli, fradicio sotto la canicola, ce l'ha messa tutta, non come Massimo Giannini, il giornalista ossessionato dalle destre, l'ex direttore della Stampa, si è limitato a pubblicare su X l'immagine della Cortellesi nel film Antipatriarcato C'è ancora domani, corredata dal commento di Giannini, non della Cortellesi: andiamo a votare, sì, ma con calma, non spingete. Ecco, una piccola precisazione. Il 4 di giugno su Italia Oggi la collega Alessandra Ricciardi ha pubblicato un'intervista al professor Giovanni Guzzetta, che è un costituzionalista da sempre peraltro in prima fila per i referendum. Il professor Guzzetta ha spiegato che il concetto di diritto-dovere dell'elettore, no, che vi hanno fatto una testa tanta che andare a votare al referendum è un dovere civico, ecco, non vale per un motivo molto semplice, proprio perché esiste il quorum. Quindi l'astensione è anch'essa l'espressione legittima di una posizione politica e dunque anche qui state esercitando il vostro diritto-dovere. Quindi nessuno vi può dire non sei andato a votare, dunque che cosa vuoi. Andiamo avanti. In tutto questo chiudiamo la pagina del referendum con Rita De Crescenzo, che molti di voi conoscono. Io francamente ne ignoravo l'esistenza fino a quando Roccaraso è stata presa d'assalto perché lei l'aveva propagandata. Ecco, Rita vicina ai 5 Stelle, anche la campana De Crescenzo fa flop, nel vuoto gli appelli sgrammaticati. La vulcanica influencer, 2 milioni di follower, era stata retribuita per sostenere la consultazione. Non si sa chi l'abbia pagata, ma di sicuro sono stati soldi buttati. In un video, al solito raffinatissimo, aveva ringraziato l'assessore comunale di quartiere qua che mi ha aiutato a cacciare le tessere elettorali. Il filmato che sui social ha spopolato Povera Patria era in partnership retribuita, significa che qualcuno ha cacciato anche quattrini per commissionarglielo. In tempi recenti, la napoletana Rita De Crescenzo, professione influencer, a processo per traffico di droghe e spaccio, non entriamo in altri dettagli, si era fatta promotrice dell'adunata dei 5 Stelle. Saranno stati loro a retribuirla per questo nuovo video? Chissà. Comunque, la signora TikToker, la stessa che ha guidato la mitologica invasione campana di Roccaraso prima del flop dei referendum, era tornata alla carica. Domenica vado a votare, io e la mia famiglia. La virgola l'abbiamo aggiunta noi, ma senza troppa convinzione.
Mi raccomando, chi mi vuole bene mi viene dietro, proviamo a tradurre in italiano, però non ci assumiamo responsabilità. Già avete capito dove voglio arrivare, va buono? Poi vi dirò di più, la settimana prossima vi dirò di più, va bene? D'accordo, ma senza fretta. Comunque, rieccoci, voglio ringraziare all'assessore comunale, all'assessore ha voluto ringraziare. Poi ci sarà un'esplosione, aveva aggiunto probabilmente in riferimento alla vera o presunta sua discesa in campo, forse col partito di Conte. D'altronde i 5 Stelle hanno portato in Parlamento un po' tutto, un po' di tutto, quindi un seggio per l'influencer Campana non sarebbe uno scandalo, in vero potrebbe addirittura alzare l'asticella. Ieri la disfatta elettorale della sinistra, e ci spiace che le agenzie di stampa non abbiano registrato reazioni da parte della regina dei social, ormai in affari con l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, che per chi non la ricordasse è quella del casino con l'ex ministro San Giuliano. Scopriamo un nuovo video in cui la De Crescenzo afferma in napoletano: io ho già parlato con le testate giornalistiche, deve ancora nascere quello che mi fa fessa, traduzione libera. Io non sono andata a scuola ma tengo troppa intelligenza, vicino a me tengo una bomba nucleare. Va bene Rita, ci fidiamo. Ci fidiamo anche noi, perché per quale motivo? E poi c'è lui, eccolo qua. Qualcuno di voi forse se lo ricorda, Mai dire gol, quando facevano Un uomo un perché, che mettevano quella musica di Vangelis. Tan tan tan. Tan 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 tan. Voleva guidare la sinistra, Landini va verso il grande flop, il sindacalista ha provato a tendere una trappola ai partiti del campo largo, niente quorum, ma se supererà il 30% dirà di avere più voti della Meloni, signore e signori. Landini dichiarerà di essere un fenomeno, sosterrà che il 30-35, vogliamo esagerare, il 40% degli italiani sta con lui e che nessun altro leader della sinistra potrebbe mai vantare tale consenso. Elly Schlein, divisiva anche all'interno del PD, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, ce ne vogliono 2 per fare meno della sua metà. Giuseppe Conte, velleitario e imprevedibile, ma inattaccabile da parte di Maurizio Il Rosso, che conta molto sul leader grillino per eventuali importanti cooptazioni a ruoli di guida e garante. Carlo Calenda, ma per piacere. E poi si vanterà di avere il potere taumaturgico di... Dov'è? Taumaturgico di... però manca qualcosa qua. Si sono mangiati un rigo, si vanterà di avere il potere taumaturgico di sulla tendenza condanna a dividersi, che è l'unico DNA comune della sinistra italiana. Possiamo ipotizzare il potere taumaturgico di influire sulla tendenza condanna a dividersi, che è l'unico DNA comune della sinistra italiana. Verdi e sinistra hanno dato indicazione di votare 5 sì, i grillini si sono sfilati al referendum sulla cittadinanza lasciando libertà di coscienza. Più Europa, 2 sì e 3 no, Azione un sì e un 4 no, giuro mi sta venendo il mal di testa, lasciamo perdere, va. Ragguagliatevi su questo, noi a questo punto, ragguagliatevi anche su Greta, passiamo adesso alla questione della nostra Anna De Luca, che appare qua sul Tempo. Adesso troviamo la pagina, dovrebbe essere qui, sì, eccola qua. Mobbing a Roma, pagina 7, sono una donna libera e difendo Valditara. Eccola qua, Anna Maria De Luca, la preside pittrice, lo sapete, nostra gentile ospite, gradita ospite ogni giovedì a Zoom quando parliamo io e lei di scuola. E guardate che cosa è successo. Poi tra l'altro vi dirò una cosa. Sono una donna libera che ha diritto di esprimere il proprio pensiero, vada avanti, non ci pensa a mollare la dirigente scolastica del liceo Maria Montessori di Roma, Anna Maria De Luca, che ha pubblicamente denunciato di essere stata in sostanza mobbizzata perché è difesa dell'operato del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Ha raccontato di aver subito ostruzionismi e falsità di ogni sorta nell'intero anno scolastico la preside.
puntando il dito contro alcuni delegati sindacali CGIL. Mi hanno fatto la guerra perché ho espresso posizione a favore delle riforme di Valditara. Il clima di ostilità sarebbe nato, da quanto appreso, quando un gruppo di docenti della scuola del quartiere Salario firmò una lettera di supporto al professor Cristian Raimo, colpito da una sanzione da parte dell'ufficio scolastico regionale contro cui il docente scrittore si è opposto mediante formale ricorso. E in seguito il sostegno del capo di istituto alle riforme del titolare del Dicastero dell'istruzione avrebbe accentuato il contrasto. Una situazione che avrebbe di fatto generato un impatto negativo non soltanto sul contesto lavorativo, ma anche sullo stato di salute della dirigente scolastica. Ho combattuto per i diritti umani facendo per anni attivismo, ma questa sinistra oggi non è credibile. E i valori in cui ho sempre creduto oggi è la scuola di Valditara a rappresentarli, ha affermato la De Luca, rimarcando: non sono mai stata un attivista di destra, sono distrutta, ho tutti i sintomi del mobbing, ho passato notti insonni, ma non voglio lasciare il mio istituto che conta tanti docenti bravi e scrupolosi. E ancora, l'istruzione non è di destra né di sinistra. Chi dice di combattere per i diritti delle donne e il libero pensiero mi sta, al contrario, mobbizzando. La verità è che se non la pensi come la dicono loro, sei il nemico da distruggere. Un caso politico. Vorrei precisare anche una cosa. Anna De Luca si è definita appunto un'attivista. Anna De Luca da anni cerca verità e giustizia per i desaparecidos argentini, tra i quali ci sono italiani e c'è anche una sua parente. E l'abbiamo raccontato proprio a Zoom. È tutto fuorché un attivista di destra. Ma evidentemente questa è la differenza tra il modo di intendere la democrazia da una parte e il modo di intenderla da un'altra parte. Perché a noi che lei non sia un attivista di destra, come vedete, non fa né caldo né freddo. E quindi il giovedì è gradita ospite e parla di scuola, di Valditara e di quello che vuole lei, e nessuno le dice nulla. Questa è la differenza tra stare liberi e stare accompagnati, o pensarla come i compagni. Sentite un po' qui. Continua il tempo. Al fianco della dirigente del liceo di Via Livenza si è schierato il centrodestra, con in primis la Lega, che ha annunciato la presentazione di un'interrogazione parlamentare per far chiarezza sulla vicenda. Parla di inaccettabile attacco del sindacato alla libertà d'espressione il deputato del Carroccio Rossano Sasso. La senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in Commissione Affari Sociali e Lavoro, invece, di vicenda preoccupante che merita chiarezza nell'interesse non solo della responsabile, ma degli alunni della scuola e delle loro famiglie. A intervenire pure la vicepresidente dei deputati di Forza Italia, Rita Dalla Chiesa. Alla preside De Luca va tutta la mia vicinanza e l'invito a continuare a difendere con forza le proprie idee. Evidentemente per alcuni le idee possono essere espresse solo se rispecchiano la linea dominante imposta da certe sigle sindacali. Questo non è accettabile. Solidarietà alla De Luca è arrivata altresì da Fratelli d'Italia, col deputato del partito della Premier Giorgia Meloni, Jimmy Cangiano, che ha annunciato anche lui l'intenzione di approfondire l'episodio tramite un'interrogazione parlamentare. La colpa della dirigente romana, ha osservato Cangiano commentando la notizia appresa dalla stampa, sarebbe quella di aver espresso in più occasioni l'apprezzamento per la visione del sistema scolastico italiano che sta cercando di attuare il ministro Valditara, di cui la De Luca condivide molti dei provvedimenti e delle determinazioni finalizzate a rendere la scuola un'agenzia educativa e formativa di primaria importanza nel percorso di crescita degli alunni. Questa condivisione non è andata giù alla CGIL, non ci faremo intimorire. Se posso permettermi, solidarietà ad Anna De Luca, che sarà presto nostra, come sempre, gradita ospite. Oh, sono arrivate le zappe, andiamo a vedere che cosa avete scritto. Eccovi qui. Pietro, Spalletti esonerato, giusto. Una nazione con 4 stelle dovrebbe ispirare orgoglio, invece mi sembrano 11 gattini bagnati, che vergogna. Ancora, ciao Marco, buongiorno a te. Ma dico io, ma tutti gli allenatori italiani in giro nel mondo vincono dappertutto, è possibile mai che non si riesca a trattenere uno valido, in primis Ancelotti e altri ancora? Si ripeschino e vediamo di avere una persona valida per riuscire a riportare la nazionale nel posto che merita.
Ancora, buongiorno, una domanda al deputato componente del governo. Come mai non si procede alla riforma elettorale e all'eliminazione dei ballottaggi ora che ci sono i numeri alle due Camere? E una seconda domanda, i 70 miliardi chiesti alla NATO, sarebbe meglio destinarli alle infrastrutture a un cittadino di Matera? Gianni da Brescia, spero che qualcuno obblighi la Gretina a indossare il velo, burka, chador e quant'altro. Lorenzo da Como, ciao Lorenzo, buongiorno Antonino, buongiorno a te. Sono anni ormai che i referendum si rivelano un inutile spreco di denaro pubblico. Personalmente considero inutile lo stesso istituto giuridico del referendum, essendoci già degli organi legislativi di per sé molto costosi per le finanze pubbliche, in grado di varare le leggi in precedenza approvate. Oggi il referendum serve solo come contentino per gli sconfitti alle elezioni. Buona giornata. Guarda, aggiungerei anche un'altra cosa. Il referendum è stato ampiamente svuotato per effetto d'abuso, cioè era considerato come uno strumento da estrema ratio, soprattutto su temi estremamente delicati e oggetto di dibattito. Cioè, voi vi rendete conto, tanto per fare un esempio, 1974, primo referendum, divorzio. E lì la società mostra di essere cambiata. 1981, aborto. Quindi anche qui un altro tema estremamente delicato, oggetto di dibattito. Dopodiché il referendum è stato abusato, bisogna dirlo. Marco Pannella era un uomo generoso, ha fatto cose giuste nella sua vita, altre che non condivido minimamente, ma certamente lui lo faceva come strumento di democrazia, ma alla fine l'estremo ricorso al referendum ha portato al rigetto. Oggi come oggi alla gente non frega assolutamente niente di andare a votare per il referendum. Continuiamo su Il Tempo, nel frattempo che ora si è fatta le 8:21 e 36 secondi, perché ci sono naturalmente i ballottaggi, le amministrative, giornata di ballottaggi a Matera e Taranto, affluenza in calo, in Puglia si sfidano Bitetti, centrosinistra, e Tacento, DC e Lega. In Basilicata Cifarelli, centrosinistra senza 5 Stelle contro Nicoletti. Il voto per l'elezione del sindaco al turno di ballottaggio traina l'affluenza a Taranto. Alle 12, nelle 191 sezioni della città, risultava aver votato il 10,80% degli elettori. In Puglia, dove invece si vota solo per i 5 referendum, il dato alla stessa ora è più basso, 6,27%. E anche nel resto della provincia di Taranto c'è un dato in più, c'è un dato più basso rispetto al capoluogo, ma comunque più alto in confronto al resto della regione, 7,46%. Quest'ultimo dato risente quindi delle comunali di Taranto e Massafra, centro del tarantino chiamato anch'esso a eleggere il sindaco, e che alle 12 ha registrato come affluenza il 10,31. Nella città pugliese si sfidano Piero Bitetti, sostenuto da PD, AVS, Azione, Francesco Tacente, sostenuto da UDC e Lega. Rispetto al primo turno del 25 e 26 maggio scorsi per le comunali, il dato segna comunque un calo. 2 domeniche fa a Taranto per il sindaco si recò a votare il 13,83% contro il 16,24% del giugno 2022. Mentre a Matera il sindaco uscente pentastellato, Domenico Bernardi, è arrivato terzo e la sfida è tra il candidato del centro-sinistra senza 5 Stelle, Roberto Cifarelli, e quello del centrodestra, Antonio Nicoletti. In entrambi i comuni sono avanti i candidati del centro-sinistra, ma in nessuna delle due città sono stati siglati apparentamenti. A Taranto però, a differenza di Matera, i 5 Stelle appoggeranno il candidato progressista pur senza entrare in giunta. La decisione è arrivata 2 giorni fa dopo un'assemblea pubblica, l'indicazione di voto è per Bitetti, ma i grillini resteranno comunque fuori dalla maggioranza. Discorso diverso a Matera, dove l'unico apparentamento è stato stretto tra il candidato del centro-sinistra Cifarelli con la lista Democrazia Materana di Luca Prisco, che aveva raccolto circa il 4% al primo turno, ma ci sono anche altri comuni superiori ai 15.000 abitanti al voto ieri e oggi. A livello generale, l'affluenza è del 24,54% ai seggi aperti in 13 comuni italiani per i ballottaggi delle amministrative, percentuale in calo rispetto al primo turno, in cui alla stessa ora della domenica aveva votato il 34,53% degli aventi diritto. Adesso cambiamo argomento e passiamo a trattare di Los Angeles. Diamo un'occhiatina
a Los Angeles e poi... Anzi, no, parliamo del terzo mandato, perché su Il Giornale, poi vediamo Los Angeles, su Il Giornale c'è Schifani, Renato Schifani, il governatore della Sicilia, che parla di questo tema. E Schifani, che è di Forza Italia, cosa può dire secondo voi? Dice questo: il terzo mandato, troppo potere nelle stesse mani, serve un ricambio. Parla il presidente della regione Sicilia, no una riforma alla vigilia del voto. Lo intervista il collega Fabrizio De Feo. Cosa dice Schifani? Il tema non è quello del terzo mandato da conferenza delle regioni, dove possono prevalere interessi e posizioni personali, ma squisitamente politico, e merita ampia riflessione, alla quale il mio partito si è dichiarato pronto, ma con rigore e senso di responsabilità. Pensa che dalla conferenza delle regioni arriverà un pronunciamento unanime? Dubito che dalla conferenza delle regioni possa emergere un pronunciamento unanime, ma come ho affermato non possono essere i presidenti di regione a condizionare una scelta strutturale del nostro sistema istituzionale perché legati da potenziale conflitto di interessi. Non pensa che dare continuità a un'esperienza di governo locale possa rappresentare un valore aggiunto per il territorio? Quali controindicazioni individua? Sicuramente la continuità della buona amministrazione costituisce un principio irrinunciabile di buonsenso, ma esso deve bilanciarsi con l'esigenza di evitare concentrazioni di potere in capo a una medesima persona per troppi anni. Da ciò, infatti, discende il divieto di terzo mandato nei confronti dei sindaci di comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. La logica è proprio quella di favorire il ricambio istituzionale nel tempo. E mi sovviene a questo punto un interrogativo. Perché non rimuovere il limite del terzo mandato nel settore degli enti locali? Ecco perché ritengo che l'ipotetica riforma vada ben approfondita, evitando magari di realizzarla alla vigilia di competizioni elettorali cui dovrebbe applicarsi. Forza Italia è apparsa sorpresa dalla proposta. La maggioranza troverà una posizione unitaria? Il mio partito ha assunto una posizione di rigorosa riflessione sul tema, sicuramente si confronterà con gli alleati, con i quali si è sempre trovata una sintesi unitaria. Sono certo che sarà così anche questa volta. Vediamo quindi Los Angeles e andiamo su Repubblica e andiamo a vedere che cosa sta succedendo negli States, perché questa vicenda è molto grave. Ecco qua. Guardia Nazionale a Los Angeles, cariche sui migranti in rivolta. Trump, invasori stranieri agitano bandiere dei loro paesi, pronti anche i Marine. Lo zar delle frontiere Homan, arresto per le autorità che impediscono le deportazioni. Cosa è successo? È successo che al secondo giorno di tensioni dopo i raid anti-immigrati, con centinaia di persone che si sono opposte agli agenti dell'ufficio immigrazione, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ordinato l'invio di 2.000 riservisti della Guardia Nazionale col compito di sedare le proteste. I primi 300 si sono schierati in 3 zone della città dove gli scontri sono cominciati venerdì. I primi a downtown, cioè in centro, vicino a Hollywood, poi le tensioni si sono spostate sabato a Paramount, a maggioranza ispanica. Per le strade ieri erano visibili le carcasse di auto bruciate durante gli scontri, nell'aria ancora l'odore dei lacrimogeni sparati nella notte. I soldati della Guardia Nazionale in assetto a combattimento hanno presidiato il Metropolitan Detention Center, dove sono rinchiusi immigrati considerati illegali, e hanno lanciato ieri lacrimogeni e proiettili al peperoncino. È la prima volta dal 65 che un presidente invia i militari senza la richiesta di un governo statale. 60 anni fa era stato Lyndon Johnson per difendere i diritti civili durante le marce in Alabama, dove manifestanti pacifici avevano chiesto il diritto di voto per gli afroamericani. Il clima adesso è diverso. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha alzato ancora di più la tensione, annunciando di aver messo in stato d'allerta un centinaio di Marine dislocati a sud di Los Angeles. Sotto il presidente Trump, ha scritto il segretario della difesa, la violenza e la distruzione contro agenti e proprietà federali non saranno tollerate. Se la violenza continuerà, ha aggiunto,
saranno mobilitati anche i marini in servizio attivo a Camp Pendleton, già in stato di elevata allerta. E in particolare lo zar del confine Tom Homan, chiamato a guidare la politica di deportazione degli immigrati illegali, ha dichiarato che ha accusato la sindaca di Los Angeles, Karen Bass, dicendo che ha creato un santuario per i criminali e ipotizzato che potrà venire arrestata se ci impedirà di condurre le operazioni. Manifestate in modo pacifico, ha poi dichiarato Newsom in un appello alla popolazione. Il corrispondente della Casa Bianca per ABC News, Terry Moran, è stato sospeso dopo aver pubblicato su X un post critico verso Trump, definito odiatore di fama mondiale. Sono le 8:30, pausa e poi meteo e poi torniamo con gli articolo 31, domani smetto del 2002, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'alta pressione di origine africana continua a rinforzarsi, temperature in ulteriore generale aumento. Al mattino nessun particolare disturbo da segnalare, i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per isolati addensamenti che potrebbero interessare le aree alpine orientali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Andrea Garbinato. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno da Alberto Acerbis. Dopo la chiacchierata che abbiamo fatto, che stiamo facendo parlando dell'olio extravergine di oliva, mi fa piacere che molti ci chiamano. Mi dimentico di dirvelo. Se qualcuno volesse delle informazioni più dettagliate, può chiamare 030 68 40 408, chiede di me, di Alberto Acerbis, e mi chiede tutto quello che vuole sapere sul nostro olio extravergine di oliva. Tante cose ve l'ho già dette io, ma c'è poco da dire. È olio italiano, estratto a freddo da olive italiane. Se volete le analisi chimico-fisiche per un'eventuale dieta che vi chiede il medico, per una vostra cosa, chiedetele, noi ve ne mandiamo chiaramente, però quella è una richiesta importante e noi lo facciamo volentieri. E mi chiamate a volte, mi dite: Alberto, ne è ancora di olio? Sì, siamo un po' verso la fine. Noi siamo presenti sul mercato da tanti anni. Prenotate le 6 bottiglie, 3 del fresco di Frantoio, 3 del primo novello etichetta nera. Il fresco di Frantoio ottimo, crudo in cottura. Il primo novello etichetta nera è quello della domenica, vi ricordate? Compravi il vestitino bello, quello lo metti su, lo porti alla domenica. Diciamo noi a Brescia quello del dè della ur, cioè c'è una scarpa per tutti i giorni e una scarpa per la domenica. Il primo novello etichetta nera è un po' l'olio della domenica, quello del bruschettone, insomma, quello della compagnia, quello che fa sorridere, quello che fa riscoprire i sapori di un tempo, e per me ce n'è tanto bisogno, ce n'è tanto bisogno. Insomma, 84 euro, 6 bottiglie, trasporto non lo pagate, sull'uscio di casa, per ordinare, perché io poi guardate che ambasciatore non porta pena. 030 68 44 08 è Brescia, oppure il nostro sito olioacerbis.com, perché, come diceva il nonno, l'olio bu è sempre una gala, e così sia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Loro mi dicevano di stare zitto e buono, loro mi dicevano tranquillo e cambia tono, loro mi dicevano di non parlare con la bocca piena e camminare dritto bene retto con la schiena, di non andare fuori tema e seguire lo schema, oppure andare a letto senza cena, di non creare un problema che non ne vale la pena, di essere grato di essere nato nel lato del mondo che in fondo è
perfetto, 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 perfetto come te, delizia. È una tipica espressione della vocalità, della leggiadria, del canto all'italiana. Io non so bene quando è cominciato, a un tratto io non lo vedivo più, cara, è come dici tu, davvero. Non so che cosa mi abbia rovinato e che ho iniziato a dire troppi no. Forse per questo che tu mi hai lasciato e non ci soffrirò nemmeno un po'. Ma mi spiace per ora, non credo sia un mondo perfetto. Domani smetto, è meglio che richiami domani. Loro mi dicevano di stare sui binari, loro mi dicevano rispetta questi orari, loro mi dicevano stai con i piedi a terra, loro mi dicevano è giusta questa guerra. Mi spiace per ora, non credo sia un mondo perfetto. Domani smetto, ho lasciato sulla tavoletta del cesso. Domani smetto, e faccio troppi piatti senza avere il biglietto. Domani smetto, è meglio che richiami domani. Loro mi dicevano non calpestare l'erba, loro mi dicevano non coltivare l'erba, loro mi dicevano ma che vestiti porti e i miei capelli erano o troppo lunghi o troppo corti e non lo metto il casco omologato, non metto dietro la mia identità, ho fatto il bagno dopo ho mangiato e sono ancora tutto bagnato. Mi spiace per ora, non credo sia un mondo perfetto. Domani smetto, ho lasciato sulla tavoletta del cesso. Domani smetto, e faccio tutti i piatti senza avere il biglietto. Domani smetto, è meglio che richiami domani. Mi spiace per ora, non credo sia un mondo perfetto. Domani smetto, ho lasciato sulla tavoletta del cesso. Domani smetto, e faccio troppi viaggi senza avere il biglietto. Domani smetto, è meglio che richiami domani. È una tipica espressione. Già, l'anno era niente po' di meno che il 2002, quando gli articolo 31 incidevano Domani smetto, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, sono le 8:37 minuti e 27 secondi qui alla rassegna stampa e in particolare trovandoci facendo, noi adesso andiamo a vedere che cosa sta succedendo ancora per quanto concerne la questione Islam, di cui parleremo tra poco. Vi volevo portare però prima, intanto ci sono altre zappe che vi voglio leggere, eccole qua. Buongiorno Antonino, la sinistra si è spesa di più per rendere il referendum una sfida politica al governo che per spiegare alla gente il contenuto dei quesiti. E la gente che ragiona con la testa così l'ha ripagata. Ciao Mario. Ancora Walter, ma i proiettili al peperoncino li fanno assoverato? Ma guarda, con tutto quello che c'è, che producono assoverato, qui non basterebbe un assoverato grande quanto mezza Calabria, quanto a peperoncino. Mi sa che, sai, sta storia del peperoncino sta diventando un po' come il pistacchio di Bronte. Con tutto il pistacchio di Bronte che c'è in giro, veramente dovrebbero produrre. Bronte dovrebbe essere grande quanto mezzo Veneto, probabilmente. Eccoci qua sulla verità. Il professor Ricolfi, perché poi uno dice, ma per quale motivo allora la gente non va a votare? Per quale motivo le cose non... perché la gente ha perso la passione per la politica? Ma secondo me il professor Ricolfi oggi ha infilato prima il dito e poi ha infilato tutto il braccio fino alla spalla nel problema. Cosa dice il professore al collega Federico Novella? Dice sostanzialmente questo, che le autorità europee hanno una concezione oligarchica della democrazia. L'Italia è il prototipo della democrazia limitata,
dove la sovranità popolare è messa a repentaglio dalla magistratura e poteri sovranazionali. Il professor Ricolfi, che è sociologo e presidente della fondazione David Hume, mette a fuoco con lucidità scientifica le tendenze dei nostri tempi, prima fra tutte la religione del follemente corretto, per richiamarsi al titolo del suo ultimo libro. Mi colpisce la cieca difesa dei migranti, anche quando delinquono ripetutamente, spesso con la cultura woke superiamo il confine del ridicolo. Professore, cosa dice il termometro del follemente corretto? È in crisi o sta resistendo alla gestione trumpiana? Negli Stati Uniti è in ritirata, dice Ricolfi, anche se va detto che in realtà era entrato in crisi già nel primo semestre del 23. La vittoria di Trump ha solo accelerato il processo e soprattutto gli ha dato un contenuto economico. Nei prossimi 3 anni le lobby woke, in particolare università e mondo LGBTQIA+, non avranno più tanti soldi pubblici e privati come prima. E in Europa invece è diverso. Qui la vittoria di Trump paradossalmente sta aiutando i difensori del follemente corretto, perché il personaggio è così sgradevole e sopra le righe da suscitare sentimenti di rigetto anche a destra. La cultura europea, anche quando assume tratti conservatori, tradizionalisti, decisamente reazionari, è troppo raffinata per accettare la rozzezza di tante iniziative di Trump, a partire dall'umiliazione degli stranieri espulsi. Molti critici del follemente corretto sono indotti a pensare: se l'alternativa al follemente corretto è la volgarità di Trump, allora teniamoci il follemente corretto. In questo senso, almeno in Europa, Trump è il miglior alleato della cultura woke. Lei sottolinea che la cultura woke ha inciso negli equilibri sociali, portando all'ascesa di una nuova elite. Quale? Sì, nel mio libro osservo che la religione woke ha accentuato il senso di superiorità morale e intellettuale dei ceti istruiti a scapito di quelli popolari, ma soprattutto ha fatto prosperare 3 nuovi ceti privilegiati e parassitari, che chiamo le vestali della neolingua, le lobby del bene, le guardie rosse della diversity. Quindi la vittoria di Trump è una reazione al follemente corretto? Sì, lo era già stata nel 2016. Solo che nel corso del suo primo mandato Trump era stato costretto a giocare sulla difensiva, benché prima, sia dopo la sua elezione, troppi eventi avevano gettato benzina sul fuoco dell'incendio woke. Nel 2014 l'uccisione dell'afroamericano Michael Brown, nel 2016 lo scandalo sessuale che travolse il capo della Fox Roger Ailes, una specie di prova generale del successivo scandalo Weinstein, poi l'esplosione del Me Too, infine la nascita del movimento Black Lives Matter, in seguito all'uccisione del nero George Floyd da parte della polizia. Adesso passiamo all'Italia. Dice: in Europa l'establishment dichiara fuori legge alcuni partiti di destra, considerati quasi radioattivi, come abbiamo visto in Germania e Francia. È una politica destinata a fallire? Aggiungerei la Romania e per il passato l'Austria di Haider. Non so se è destinata a fallire, ma certo rivelatrice della concezione oligarchica che della democrazia hanno le autorità europee. Viviamo insomma in una democrazia limitata, benedetta da Bruxelles e Macron. Possiamo definirla ancora democrazia o è qualcosa di diverso nel momento in cui vasti settori dell'elettorato vengono relegati ai margini della vita civile? Forse dovremmo abituarci all'idea che esistono vari tipi di democrazie e che, come esistono le democrazie illiberali in cui i cosiddetti contropoteri sono troppo deboli, stanno nascendo le democrazie limitate in cui sono troppo forti. L'Italia è il prototipo perfetto perché dal 92, mani pulite, la sovranità popolare fondata su partiti e libere elezioni è sistematicamente messa a repentaglio dalla magistratura, con l'aiuto della cosiddetta stampa libera delle istituzioni sovranazionali, per non parlare del protagonismo della Presidenza della Repubblica. Perché proprio la sinistra si è fatta paladina del follemente corretto? Perché ne rafforza il sentimento di superiorità morale, particolarmente forte nei paesi che hanno conosciuto il nazismo o il fascismo. E i sindacati sono gli unici a portare avanti le lotte per i diritti sociali? In un certo senso sì, ma il dramma è che il sindacato più potente, la CGIL, lo fa diffondendo informazioni palesemente false, come il presunto aumento della precarietà. Come qualifica l'ascesa delle destre in Europa contrarie all'establishment europeo? In questi anni gli studiosi di politica sono stati intellettualmente pigri, si sono rifugiati in termini fuorvianti, come sovranista, populista, nazionalista, addirittura neonazista, nessuno dei quali coglie il nucleo profondo delle nuove forze politiche, che a me pare stia, oltre che nell'anti-interventismo, nella convinzione che il progresso non sia tale, per molti versi il presente, a maggior ragione il futuro che ci attende,
sia peggiore del passato. Lo lascio alla vostra riflessione. Allora, adesso si passa a... Sì, andiamo a vedere il tempo. Torniamo sul tempo, che ora è le 8:44. Abbiamo ancora qualche minuto, poi avremo per il Qui Parlamento Rossano Sasso, guarda caso, alle 8:51. La collega Giulia Sorrentino, che da tempo si occupa della questione Islam, eccola qua, nella Rossa Emilia, donne schiave della Sharia. Nella regione dove è morta Saman Abbas si susseguono casi di violenza su chi si vuole integrare. 3 casi in pochi giorni. A Ravenna una donna è stata picchiata in centro perché era senza velo, pensate. Cosa dice appunto la collega Giulia Sorrentino? Vi ricordate il caso di Saman Abbas? Rischiamo che senza un profondo intervento per eradicare il fondamentalismo islamico possano essercene altri in Italia. Lei era la 18enne pakistana ammazzata dalla sua stessa famiglia nella notte fra il 30 aprile e il 1 maggio del 21 nelle campagne di Novellara, Reggio Emilia, dove viveva. Era stata uccisa per essere sopposta a un matrimonio combinato con un cugino in patria per voler vivere all'occidentale ed essersi fidanzata con un altro ragazzo inviso alla famiglia. A puntare il dito contro tutte e 5 i familiari era stato Ali Haider, fratello minore di Saman, grande testimone del processo nel quale ha raccontato il piano barbaro della famiglia per ucciderla. Bene, a Reggio Emilia, in pochi giorni, si sono ora verificati 2 episodi che ci ricordano quella storia orrenda. 2 storie di donne che hanno tentato di cambiare la loro vita, di andare contro i dettami imposti dal radicalismo islamico, di ribellarsi alla legge suprema della Sharia. Ma ce ne sono molte altre che per terrore non denunciano. Perché sì, purtroppo ribellarsi porta a questo, e infatti sono state picchiate, prese a calci e pugni, trattate nel peggiore dei modi perché hanno provato a dire la loro. A Modena una ragazza siriana di 23 anni è arrivata a denunciare i suoi genitori dopo le ripetute violenze domestiche, dopo botte, minacce, restrizioni, è andata avanti solo per il suo carattere ribelle, solo perché chiedeva un minimo di libertà, perché rifiutava di sottostare alla Sharia. Sarebbe colpevole, secondo la famiglia, di aver preteso di incontrare amici e persone di sesso maschile, fatto ritenuto atroce e incomprensibile da molti islamici. La stessa cosa è accaduta anche a Cesena 2 anni e mezzo fa, una ragazzina che all'epoca dei fatti aveva solo 14 anni e ora si trova in una comunità protetta. Il padre del Bangladesh è ora sotto processo, accusato per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti. Anche lei chiedeva di esistere, di scegliere di vivere all'occidentale, integrarsi con i nostri costumi. E poi c'è anche il recentissimo caso di Massa Lombarda, Ravennate, dove una donna di origini algerine, 32 anni, residente in Italia da quando ne aveva 7, è stata picchiata in pieno centro da alcuni uomini di origine araba davanti alla figlia minorenne, perché colpevole di essere troppo integrata e di non indossare il velo. Sono solo gli ultimissimi esempi di un fenomeno di notevoli dimensioni che rimane per lo più nascosto non solo per paura, impotenza o sottomissione delle donne islamiche, ma anche e soprattutto per l'irresponsabilità di chi non vuol vedere e capire. La passeggiata di questa donna si è trasformata in un trauma a vita. Lei ora vive nel terrore di nuove aggressioni e di ritorsioni. Ha iniziato a offendermi e chiamarmi puttana in arabo per poi sputare colpendo mia figlia. Io non ci ho visto più, ho ricambiato lo sputo. Ma il fatto che lei abbia reagito ha provocato una furia incredibile. Mi ha dato un calcio fortissimo in mezzo alle gambe, causandomi un dolore atroce. Quando ho minacciato di chiamare i carabinieri mi ha preso il telefono, lo ha scagliato per terra per poi tirarmi il primo pugno che mi ha colpito l'orecchio, dal quale oggi ancora non sento, e la mandibola, facendomi sputare sangue. Ha continuato a colpirmi con altri pugni e una testata, il tutto davanti a mia figlia che urlava terrorizzata. Tutto questo è successo solo perché io sono molto integrata con gli italiani. Questi uomini, quando vedono una donna araba occidentalizzata e senza velo, hanno paura che altre possano imitarla, ha raccontato a Ravenna Today. Poi il terrore di uscire di casa. 2 giorni fa il mio aggressore era in piazza, ma ha chiamato un'amica per dirmi di non uscire. Dei suoi amici mi hanno anche offerto soldi per spingermi a ritirare la denuncia. Ma io voglio solo che venga fatta giustizia, perché non dormo più, ho il terrore. Storie agghiaccianti che nulla hanno a che fare con i bei discorsi che sentiamo sull'integrazione, l'assenza di estremismi, la centralità della donna contro
il patriarcato dell'uomo bianco occidentale. Ma le donne di altre nazionalità non contano nulla, di loro non ci occupiamo? C'è anche un minimo comune denominatore in queste vicende. Tutte sono avvenute in Emilia-Romagna, regione in cui anche le bambine piccole indossano il velo, come testimonia il caso di una piccola di 14 anni a cui hanno imposto il velo, impedendole di proseguire gli studi, di iscriversi alle superiori, guardare la televisione, indossare abiti occidentali, amicizie maschili, persino praticare attività sportive, minacciandola pure di riportarla per sempre in Pakistan se non avesse accettato di sottomettersi a queste decisioni. I niqab sono sempre più presenti, molte le donne che lo indossano contro la loro volontà e a volte viene utilizzata come escamotage la mascherina anti-Covid per non far vedere altre parti del loro viso. L'intento però è il medesimo, non mostrarsi per non essere oggetto del desiderio maschile. Sguardi che non possono incrociarsi, donne barricate in casa a cui chiudono anche le persiane, diritti negati. Si dicono preoccupati Silvia Sardone, vice segretario Lega, Jacopo Morrone, segretario Lega Romagna. Casi che rilanciano ancora una volta il tema delle donne sottomesse in nome di Allah. 3 episodi di inaudita gravità che si sommano alla tragedia di Saman, tutti in Emilia-Romagna. Nella regione rossa, che tanto si vanta il suo modello di integrazione, vediamo invece un clamoroso fallimento. Purtroppo in molti chiudono gli occhi su questa visione fondamentalmente oppressiva delle donne, che persiste in molte comunità islamiche. Dobbiamo invece difendere, proteggere, ascoltare donne e ragazze che chiedono solo di essere libere. Il silenzio di sinistra e femministe è indecente ed equivale a una forma di complicità. Le 8:51 qui Parlamento. Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo. Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente, se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco, per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Qui Parlamento. E allora io voglio dare il buongiorno e il bentornato all'onorevole Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Buongiorno onorevole. Buongiorno, un saluto a tutti. Allora, intanto buon lunedì. Onorevole, giornata referendaria, scarsa affluenza, già però dai retroscena che si leggono sui giornali stamattina al Nazareno sono pronti a cantare vittoria comunque, perché dicono, vabbè, se prendiamo in ogni caso 12 milioni di voti, sono gli stessi che ha preso il centrodestra alle elezioni, quindi possiamo dire che abbiamo già staccato il biglietto per prenderci il governo alle prossime elezioni. È tutto molto bello, avrebbe detto la buonanima di Bruno Pizzul. Lei che cosa ne pensa? Ma insomma, mi pare che ci vuole un certo coraggio a festeggiare dopo il fallimento di un'iniziativa politica come quella referendaria. Aspettiamo i dati perché insomma c'è ancora mezza giornata per votare, ma insomma è quasi certo insomma, che non si raggiunga il quorum. Quindi andare ad esultare per un risultato pessimo come questo e girarlo come contando i numeri, dicendo potremmo portare al referendum a votare tanta gente quanta ha votato al centrodestra alle elezioni del 22, quindi vuol dire che possiamo andare a governare. Insomma, mi sembra proprio un arrampicarsi sugli specchi per cercare di giustificare una brutta figura, anche perché gli italiani hanno dimostrato di non essere così sciocchi. Anche chi è fortemente contrario, ad esempio, al Jobs Act, chi vorrebbe maggiori garanzie sul posto di lavoro, non è andato a votare perché sa benissimo che la CGIL in allora
non disse una parola, come non disse una parola al PD. Quindi alla fine a volte sottovalutiamo anche la capacità di capire le cose dei cittadini, che invece mi pare in queste ore la stiano dimostrando benissimo. Ecco, accanto a questo, onorevole, stamattina i giornali, soprattutto Il Tempo, che da settimane si occupa della questione Islam, ci racconta delle storie ancora una volta di abuso e segregazione proprio in una delle regioni che viene indicata come la più moderna, la più trendy, la più accogliente, dove si può discutere di eutanasia, dove si può puntare sui diritti di qua e di là, però stranamente i diritti sono diritti, ma non lo sono per alcune categorie, segnatamente le donne e soprattutto quelle di religione islamica. E allora questo velo di ipocrisia che viene ogni volta squarciato dalla collega Sorrentino del Tempo, che cosa ci dice? Ci dice che c'è un problema con l'Islam e con l'integrazione di questa cultura, perché è una cultura che non si tratta solo di differenze religiose. L'integrazione va fatta sulla base di comuni valori laici e sulla base di quello che dice la Costituzione e che dicono le nostre leggi. Il problema è proprio questo, che l'Islam ha dei principi, è una dottrina che ha delle regole che contrastano fortemente con quello che è il nostro Stato di diritto. Come giustamente diceva lei, il ruolo della donna, che è un ruolo non paritario, e già questo viola la Costituzione, viola le leggi del nostro Paese, e penso il fatto di non riconoscere l'autorità dello Stato, ma voler risolvere le questioni private, diciamo, loro con la loro legge, con la Sharia, e questo è un problema enorme su cui ci aveva già messo in allerta più di 20 anni fa Oriana Fallaci, e oggi vediamo in Belgio e in Inghilterra che addirittura sono create delle corti islamiche che derogano, diciamo, a quello che è lo Stato di diritto ordinario, e questa cosa viene tollerata. Quindi ci sono dei problemi oggettivi nell'integrazione di questa religione, e purtroppo alcune politiche portate avanti dalla sinistra di tolleranza a tutti i costi rischiano di rafforzare ulteriormente il porsi in questi atteggiamenti contrari alla legge da parte di queste comunità, perché si sentono tutelate. Invece che essere, diciamo, forzate sulla legalità, sanno di avere una sponda che comunque giustifica sempre, e comunque questo spiega anche perché certi fenomeni vengono soprattutto in territori o regioni che sono amministrate dal centro-sinistra. Onorevole, stamattina alcune testate riportano quanto accaduto a una nostra gradita ospite che il venerdì parla di scuola proprio nel mio programma serale Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Anna Maria De Luca. Lei è la dirigente scolastica, la preside del liceo Montessori di Roma, non è mai stata peraltro un'attivista di destra ed è stata crocifissa dalla CGIL, questo perché in pubblico, e inclusa anche nella rubrica che tiene nel mio programma in questa radio, ha apprezzato, questo è il suo peccato mortale, ha apprezzato quello che il ministro Valditara sta facendo per la scuola italiana. Ora, l'onorevole Sasso sta per presentare tra l'altro un'interrogazione parlamentare e così via. Domanda numero 1, a che serve allora un sindacato? Domanda numero 2, ma c'è un senso in questa storia? Perché io veramente lo trovo surreale. Ma quale storia dice? Nel fatto appunto che si crocifigga una preside per il semplice fatto di apprezzare le riforme di Valditara. Cioè è assurdo perché sembra quasi che non si possa, cioè sia lecito sempre solo contestare, ma quasi difendere un ministro soltanto perché è dalla parte sbagliata dal punto di vista di una certa sinistra che purtroppo la fa da padrone nella scuola. È assolutamente assurdo perché uno esprime delle posizioni di questo tipo e poi si nasconde dietro al fatto non si può in quel ruolo fare politica, esprimere posizioni politiche, ma è un'ipocrisia incredibile, perché abbiamo docenti e presidi che esprimono posizioni politiche ogni giorno, quotidianamente, nei confronti pubblicamente con i ragazzi, sono sempre posizioni tendenzialmente contrarie al governo. In quel caso lì ci si richiama alla libertà
di opinione. Nel momento in cui capita il contrario, quindi capita che qualcuno apprezzi il lavoro del governo, viene messo in croce. E questo è assolutamente assurdo, e poi se mi chiede perché i sindacati non intervengono, probabilmente perché i sindacati la pensano come quelli forse che la mettono in croce, questa dirigente scolastica, perché diciamo che magari essendo orientati in una certa maniera non hanno grande simpatia per l'azione del governo, però non è questo il modo in cui dovrebbero lavorare, anche perché voglio ricordare che sul comparto della scuola sono fatte cose molto importanti proprio dal punto di vista salariale. Uno dei primi atti di Valditara è stato quello di rinnovare i contratti, e quindi insomma voglio dire, si è dimostrato anche su quel versante una certa attenzione che quantomeno non c'era stata negli anni prima. Ecco, ci avviamo alla conclusione. Quali sono i suoi prossimi impegni questa settimana, onorevole? Allora, a Roma questa settimana avremo fondamentalmente il decreto che riguarda ancora le misure di sicurezza dopo la morte di Papa Francesco, quindi diciamo che è la conversione di un decreto che ha già manifestato i suoi effetti, perché riguardava quel momento, ma ora arriva in conversione alla Camera. Poi ci sarà una mozione presentata dal centrodestra contro il rapporto del Consiglio d'Europa che accusava l'Italia e la polizia italiana di razzismo, di profilazione razziale, di politiche discriminatorie, una questione su cui è uscito anche il Presidente della Repubblica la scorsa settimana denunciando questo documento, e quindi abbiamo deciso come centrodestra di presentare una mozione per denunciare questa Commissione del Consiglio d'Europa per le gravi cose che ha scritto nei confronti delle nostre forze dell'ordine. Ancora di più una settimana dopo aver approvato il decreto sicurezza, che come sapete è una misura che ha dato molto aiuto e che in qualche modo è andata incontro a quelle che sono le esigenze delle nostre forze d'ordine. Ci sarà poi il rinnovo delle commissioni permanenti martedì, quindi martedì domani sarà il rinnovo dei vertici delle commissioni, e poi un appuntamento importante sarà mercoledì 11 sempre a Roma, dove ci sarà il Consiglio federale, però alle 11 di mattina faremo proprio sul decreto sicurezza un convegno al Senato in sala Koch con Gianni Tonelli, che è il nostro responsabile del Dipartimento Sicurezza, oltre che essere presidente onorario di un importante sindacato di polizia, con tutti i vertici della Lega, ci sarò anch'io, faremo questo incontro pubblico per spiegare nel dettaglio il decreto sicurezza, anche perché va ricordato, questa è una misura fortemente voluta dalla Lega e su cui altri vogliono mettere il cappello, ma insomma è un lavoro molto lungo che abbiamo fatto noi. E poi nel weekend, come sempre, tanti appuntamenti sul territorio, feste, sarò venerdì in provincia di Brescia, a Provaglio di Iseo, e poi sabato 14 avrò un'assemblea con tutti gli amministratori della Lega del Piemonte, la faremo nel pomeriggio a Novara, e via così, tanti appuntamenti costituzionali, ma queste sono le cose principali. Eccellente, onorevole, io la ringrazio come sempre, appuntamento alla prossima allora. Alla prossima, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. Qui Parlamento. E allora, nell'augurare buon lavoro all'onorevole Molinari, 0292947222, se volete intervenire attraverso il telefono, oppure 340-670-9659 per le vostre zap o WhatsApp, che dir vogliansi. Andiamo a vedere le zap che avete mandato. Eccolo qui. Buongiorno Antonino, buongiorno a te Stefano. Devo fare un mea culpa, lavoro con 2 ragazzini ventenni, mi sono impegnato per mesi a spiegare l'importanza della politica e del voto. Gli ho spiegato che la politica non è una lotta tra fascisti e comunisti, che è importante la lettura dei programmi, la scelta secondo la propria necessità. Mi sentivo come un pugile che dava le botte a un muro di gomma. Sono andati finalmente a votare, ma a questi referendum, convinti dal loro amico marocchino che vuole fare il rapper, sono senza parole. Ancora, ma Inzaghi dove pagherà le tasse? Perché se le paga in Italia la cifra dovrebbe aggirarsi attorno ai 16 milioni di euro. Buona giornata Dario, francamente non lo so. Il ministro dell'istruzione è uno dei pochi ministri validi di questo governo, non a caso della Lega, e mi auspico che faccia un ulteriore sforzo eliminando l'autonomia scolastica e portare completamente la stessa alla gestione del ministero.
Infine Gianni da Brescia, a sinistra sono tutti eccitati perché la Salis è andata a votare in mutande. No, non era in mutande, ma era in canotta. Vabbè. Il telefono è aperto comunque se volete intervenire. Tutto questo è splendido, signori, tutto questo è splendido. Andiamo a dare intanto un'occhiatina all'ADN Kronos, così parliamo anche di quello che sta succedendo. Vediamo un po'. Spalletti, settimana di fuoco. Ecco, a proposito di questa vicenda di Villa Pamphili, l'ADN Kronos segue ovviamente quanto è successo e l'ADN Kronos, ecco qua, eseguite le autopsie, disposto l'esame del DNA per identificare i 2 corpi. Non ci sono segni evidenti di violenza sui corpi della donna e della bambina di circa 6 mesi trovate ieri pomeriggio nel parco di Villa Pamphili a Roma. Dai primi rilievi non sono emerse sui corpi ferite da arma da fuoco o arma da taglio. Il corpo della donna era in stato di decomposizione all'interno di un sacco nero, a differenza di quello della bambina. I 2 corpi potrebbero appartenere a madre e figlia, secondo una delle ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori che lavorano sul caso. Nella giornata di domenica sono state eseguite le autopsie. Saranno necessari approfondimenti istologici su alcune parti del corpo della neonata, come emerge al termine dell'esame svolto presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università Cattolica, diretto dal professor Antonio Oliva. Nel pomeriggio è eseguito anche l'esame autoptico sul corpo della donna. Sono stati effettuati infine dei prelievi atti ai fini dell'esame del DNA. La comparazione tra i 2 profili verrà effettuata dalla scientifica e per conoscere gli esiti saranno necessari alcuni giorni. Abbiamo una chiamata, pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Nando, volevo proprio parlare Nando, di quella ciao. faccenda lì, guarda, Lega Lazio, se ci sei batti un colpo, perché da quando Durigone è al governo mi sembra che la Lega Lazio sia un po' latitante, no? Lo dico perché anche qua a Pioltello, in settembre dell'anno scorso, un mio conoscente di Seggiano, un tipo abbastanza fuori di testa, mi fa un discorso un po' ambiguo su un'area rimboscata, un'area verde del quartiere di Seggiano, rimboscata una decina d'anni fa con alberi, essenze spontanee, eccetera, eccetera, no? Alla prima occasione utile, ai primi di ottobre, dovendo andare a Seggiano per i cavoli miei, passo di lì per dare un'occhiata. E lì ho scoperto che quest'area rimboscata, bellissima iniziativa condivisa a 360 gradi da tutta la politica pioltellese, poi era stata amministrata un po' male perché in nome della naturalità, per renderla ancora più naturale, la sinistra aveva smesso di tagliare l'erba attorno a questi alberi e c'era erbacce alte 1 metro. Sopra l'erba, in mezzo alle erbacce c'erano anche delle piste di erba calpestata, come se di notte lì c'entrasse qualcuno. Se ci entrano per incontri ravvicinati, per droga, prostituzione maschile o femminile, eccetera, non lo so. Comunque lì ci sono dei movimenti strani. Addirittura a marzo sono passato un'altra volta, ho visto un gabbiotto di tele di plastica appesi agli alberi, evidentemente lì qualcuno ci dormiva come a Villa Pamphili. Poi l'ultima volta che sono passato il gabbiotto per fortuna non c'era più, ma quello che è successo a Villa Pamphili poteva succedere anche lì. E allora sarebbe ora che i nostri militanti, i nostri parlamentari, i nostri consiglieri regionali e comunali di Roma si dessero una mossa, perché è evidente che questa città, la città di Roma, col sindaco attuale, è amministrata col culo. Svegliatevi, ciao. Ciao Nando, poco da aggiungere a quello che hai detto tu. Ancora Walter, ciao Antonino, puoi dare le coordinate di dove si trova Greta? Voglio andare ad aiutarla e sostenerla. Ah no, non posso, devo andare a votare, peccato. Date una medaglia anche a Walter, se la merita veramente. Lo trovo geniale nelle sue uscite. Le 9 quasi 21 minuti, andiamo ancora avanti con le notizie. Vabbè, qua c'è il dramma appunto Spalletti. Spalletti esonerato.
Sempre la DN Cronos, il commissario tecnico dice addio alla nazionale, il presidente Gravina mi ha comunicato ieri sera che sarò sollevato dall'incarico ICT della nazionale, dice Spalletti in conferenza stampa a Coverciano. Alle vigilie del match contro la Moldavia, valido per le qualificazioni ai mondiali del 26, in programma domani a Reggio Emilia. Il CT sarà in panchina, io non volevo mollare, dice Spalletti, silurato dopo la sconfitta per 3-0 incassata venerdì a Oslo contro la Norvegia. Il CT risponde ai media, alla fine provato e commosso, si alza e lascia la sala. Ho sempre sostenuto che i miei giocatori fossero forti, i risultati sotto la mia gestione sono questi, devo assumermi la responsabilità. Io amo questa maglia, questo lavoro, i calciatori che ho allenato. Domani sera chiederò loro di mostrare ciò che ho chiesto, anche se non sono stati in grado di farli esprimere al meglio, dice Spalletti nella fase iniziale della conferenza. La cosa che mi ha fatto più male è non aver raggiunto la qualità del gioco che volevo, sono dispiaciuto di me stesso. Abbiamo un'altra chiamata, pronto? Chi è là? Pronto? Buongiorno. Mario, buongiorno. Buongiorno, buon inizio settimana. Anche a te. Allora, quello che io volevo dire è che il compito di questo governo, alcune cose le sta facendo come il disegno di legge sicurezza e cose, alcune riforme, è fare una seria riforma istituzionale. Io più che il premierato avrei fatto proprio la Repubblica presidenziale, vabbè, elezione diretta. Pienamente d'accordo. Come? Sono pienamente d'accordo, pure io avrei puntato sul presidenzialismo. No, ma che un'altra riforma, noi dobbiamo prendere esempio dalle nazioni più civili, diciamo più avanzate. E qual è più civile e avanzata della Svizzera? Non sto prendendo ad esempio un terribile paese dittatoriale. Cioè, a questo punto va fatta una seria riforma, era già in preventivo, del referendum. È stato uno spreco di centinaia di milioni di euro quando tutti sapevano che il quorum non si sarebbe raggiunto e non si è raggiunto ormai da parecchi anni. A questo punto, per avere fare un referendum, 500.000 firme sono poche, perché questa fu una riforma fatta quando l'Italia aveva 45 milioni di abitanti, oggi ne ha 60 milioni, quindi raddoppiare il numero di firme, poi levare il quorum come si fa in Svizzera, chi è interessato va a votare, e soprattutto un'altra riforma, la più rivoluzionaria di tutti, che è quella del referendum propositivo. Però in Italia dicono che il propositivo non si può fare perché sarebbe troppo populista, perché il primo che salta la mattina propone una cosa. Bene, facesse il referendum, non c'è problema. Anche le soluzioni in Svizzera c'è il referendum propositivo. Cioè, fare questi ritocchi per me è stato uno spreco inutile di centinaia di milioni di euro, perché un referendum costa intorno ai 300-320 milioni di euro, quando si sapeva benissimo che il quorum non si sarebbe toccato, perché ormai va a votare alle elezioni politiche e comunali meno del 50% della popolazione. Tutto qua sono, discorsi di buonsenso. Grazie. Ma guarda, non solo li trovo discorsi di buonsenso e sono d'accordo, ti dirò una cosa. Sul quorum la penso un po' diversamente, perché penso invece che se no poi è una minoranza che va a votare e decide e impone sulla maggioranza. Dall'altro lato però ti dico, sì, il referendum propositivo ha ampiamente senso e forse ci avrebbe evitato anche le sceneggiate che ci sono nella Val di Susa. Vi faccio un esempio banale. La Svizzera anni fa fece un referendum costituzionale per modificare la Costituzione e imporre che una determinata quota di merci viaggiasse per ferrovia. Questo significava fare il progetto Alp Transit, che è un complesso di gallerie dove i treni possono arrivare fino a 250 all'ora, che loro hanno realizzato e che è in servizio da qualche anno. Ora devono fare l'allaccio con l'Italia qui a Monte Olimpino, stanno lavorando alle nuove gallerie. Fecero questo referendum, il referendum passò con un'ampia vittoria dei sì. Sapete quante manifestazioni no al transit ci sono state in Svizzera? Zero. Sapete che vuol dire zero? Niente. Invece in questo paese una volta sì, una volta pure, ogni 6 mesi, un anno dobbiamo sentire che
a Chiomonte, alla Val di Susa, ci sono le proteste, tirano le bombe Molotov, attaccano la polizia. Vi ricordate quella che gli faceva a quel poliziotto in assetto antisommossa? Lo vedi, cucciolo, cosa fai? Come fai? Lo sfotteva, lo sfotticchiava. Cioè, tutte queste robe qui, o la maestra che era andata lì a fare le proteste e cose varie. Ecco, in Svizzera, sotto questo profilo, Mario ha ragione da vendere. Certo, è anche vero una cosa, Mario, io ricordo la buonanima del professore Giorgio Luraschi, grazie che mi fai ricordare questa degna persona che era Giorgio Luraschi, che era il nostro professore di storia del diritto romano all'Università Cattolica. E lui faceva questo esempio, faceva l'esempio dicendo le assurdità del diritto svizzero. Per esempio, lui diceva il cosiddetto comodato, no? Il comodato nel diritto svizzero consiste nel dare la custodia di un oggetto a qualcuno, punto. Dice, che cosa manca in questo articolo? Manca quello che c'è nel codice civile italiano, cioè l'obbligo di restituzione. E quindi che fa? Io ti do una Ferrari e ti dico, senti, custodisci sta Ferrari. Poi però chi la sta custodendo non è tenuto a restituirla, perché nel diritto svizzero non c'è scritto. E allora lui, parlando con un amico giudice svizzero, gli disse, ma scusami, voi avete un articolo del genere, allora se io ti do una Ferrari tu non sei obbligato a restituirmela, visto che la custodisci e basta. E quello gli rispose, no, siccome siamo svizzeri abbiamo il buon senso di capire che se ho una cosa in custodia poi la devo anche restituire. Ecco, diciamo, Mario, il problema è che quelli sono svizzeri, ecco perché funziona. Nel caso nostro ho qualche altro dubbio. Forse c'è un'altra telefonata? La prendiamo subito se c'è. Pronto, chi è là? Vediamo un po'. No, non c'è. Ah, non c'è? Allora mi sono confuso io, va bene. Le 9, 28 minuti e 16 secondi. Maurizio, ciao Maurizio. Pensate per un attimo a parti invertite, nel silenzio preelettorale a loro concessa una manifestazione pro Gaza, Hamas e contro il governo. Legale, caro tesserato PD Mattarella? Vergogna per queste false regole. Speriamo nell'intelligenza dei più, ma non mi pare di vedere vergogna in giro. Ancora, Walter, ma i proiettili del peperoncino che stanno usando contro gli immigrati clandestini gli USA li fanno assoverato? E Walter, l'avevi già chiesto prima, non lo so. Se sinto culo ai dazi. Che col peperoncino la voglia se brucia. Le 9.29, abbiamo ancora un minuto, gente, dopodiché si chiude, ci sarà liberamente e poi tutta la programmazione della rete alle 10. Il nostro Giulio Cainarca con... prima c'è Matteo De Sio, poi dopo c'è Giulio Cainarca con Auto da Fe e poi tutto il resto della programmazione. Alle 15 torno io con Laura Ravetto, l'altra metà della radio. Stasera alle 18, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Ci sarà Anna Cisint, signore e signori, parleremo con lei di quanto è successo a Monfalcone, questa preghiera islamica in santuario, che non è andata proprio bene, visto e considerato che hanno ben pensato di coprire con un telo una statua del Sacro Cuore di Gesù, peraltro un'azione di un'ignoranza unica, visto che nel mondo musulmano ci sono milioni di arabi che si chiamano Issa, cioè Gesù, e Gesù è considerato né più nemmeno che un profeta. Quindi mi sa che qui c'è tanta puzza di Islam politico e non religioso. Le 9.30 chiudiamo qui, grazie a tutti e buona giornata qui su Radio Libertà. Più tardi. Avete ascoltato la rassegna